Lo spettro del dissesto torna ad agitarsi a Palazzo dei Giganti e ad agitare il dibattito politico locale. L'assessore al bilancio Giovanni Amico, che con le sue parole ieri aveva innescato una serie di reazioni e interventi sia dai banchi dell'opposizione ma anche da quelli alleati, oggi puntualizza: siamo di fronte al maturare di circostanze che avevamo previsto. Riteniamo però che la dichiarazione di dissesto sia un'estrema ratio e non una exit strategy utile a sottrarsi dalle difficoltà e dalla responsabilità di amministrare un ente in difficoltà. E poi ricorda: le criticità sono riconducibili, come abbiamo sempre detto fin dal nostro insediamento, a vari elementi quali la difficoltà nell'incasso dei tributi, le continue riduzioni dei trasferimenti dallo Stato e dalla Regione, l'esistenza di un consistente contenzioso che genera passività potenziale e debiti fuori bilancio. Poi il tema indennità. Chi afferma che questa sia la giunta più pagata, sottolinea ancora Amico, dice delle inesattezze o produce falsi attacchi propagandistici. Il problema finanziario in ogni caso non può essere risolto da un taglio all'indennità che non potrà che avere un valore simbolico. Non è solo questione di indennità, spiega il presidente della Commissione Bilancio Marco Vurlo, è tutta la politica economica della Giunta Firetto che non è in linea, spiega, con il contenimento della spesa. Mi riferisco ad esempio a qualche incarico fiduciario, mi riferisco ad esempio alle indennità. Attenzione, io non sono uno di quello che va contro o martella chi oggi prende un'indennità. È giusta, è doverosa darla, lo prevede la normativa. Però un segnale da parte di questa amministrazione verso quella che oggi l'amministrazione dice essere il comune di Agrigento lo abbiamo trovato in questo modo. E quindi lì la riduzione della spesa che non avviene. Ecco, si dice A, ma poi si opera con B. Erano state predisposte le misure correttive, poi ritirate, adesso non c'è più traccia. Ma le misure correttive diciamo che rischiano di essere delle forme ectoplasmatiche, sostanzialmente noi le aspettiamo perché erano arrivate in Consiglio Comunale, bocciate pesantemente dal Collegio dei Revisori Contabili e il Consiglio Comunale lì non è che si poteva muovere, non è che poteva dare diciamo, un input rispetto a quelle misure correttive. Le misure correttive sono state ritirate, ma oggi dove sono andate a finire queste benedette misure correttive? Sono state adottate, c'è diciamo così, come dire, un lavoro dietro, l'amministrazione ha portato avanti è andata verso la direzione della migliorie che le misure correttive in quel momento, diciamo, dettate anche da un parere negativo del Collegio dei Revisori, destavano grossa preoccupazione. Ma dove sono andate a finire? Questo ci chiediamo.